Non sarà il gelido ricorso di un pubblico ministero a stabilire chi sia madre e chi no. Le mamme restano mamme. Il Tribunale di Padova ha dichiarato inammissibili i 37 ricorsi con i quali la Procura aveva chiesto di cancellare il nominativo della madre non biologica dagli atti di nascita di figli nati all'estero da coppie di donne omosessuali. E buona parte dei principi che sostengono la dichiarazione di illegittimità di quei ricorsi riguardano il diritto di un figlio alla stabilità della relazione, pur se costituita in mancanza di legame genetico con i genitori, perché nel bilanciamento tra l'interesse pubblico alla verità della filiazione e l'interesse del figlio alla conservazione dello Stato prevale in concreto quello del figlio alla certezza dello Stato, scrive la giudice Chiara Bitozzi. Dopo aver richiamato l'evoluzione giurisprudenziale in materia e i diversi orientamenti, nell'ottica di tutela del preminente interesse del minore, il Tribunale collegiale ha evidenziato in primo luogo il divieto per l'ufficiale di stato civile di rifiutare di ricevere una dichiarazione di riconoscimento salvo la sua contrarietà all'ordinamento o all'ordine pubblico che non ricorre nell'ipotesi in esame di formazione di atto di nascita con menzione di due mamme. Dal punto di vista giuridico il ragionamento è incardinato su un altro principio chiave, secondo cui non è il pubblico ministero che può proporre l'impugnazione di un atto di nascita. La procuratrice Valeria Zanzari, colei che aveva richiesto di impugnare tutti i 37 atti di nascita, nel frattempo è stata promossa e trasferita alla Procura di Venezia. Era stata lei a dare impulso a questa azione, dando seguito alla circolare con cui il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi chiedeva ai prefetti una stretta sulle iscrizioni all'anagrafe delle mamme arcobaleno. La collega che poi l'ha sostituita come facente funzioni al vertice della Procura padovana, Maria D'Arpa, aveva tutt'altro orientamento, era intenzionata a chiedere un pronunciamento alla Corte Costituzionale, ma il Tribunale ha stabilito che non ce n'era bisogno e così è arrivata l'inammissibilità dei ricorsi iniziali. Con questa pronuncia viene sancita anche la piena legittimazione del sindaco di Padova, quale ufficiale di governo, nell'iscrizione di questi atti. Un passo avanti importante per le bambine e i bambini e per le loro mamme. Oggi vince l'amore e l'interesse primario delle piccole e dei piccoli, dice convinto Sergio Giordani. Ho sempre ritenuto di agire secondo coscienza e secondo i principi della Costituzione. Sono padre e nonno, oltre che sindaco, e per me era impossibile immaginare che ci fossero bambini di serie A e di serie B. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 6 marzo 2024, la prima notizia del giorno riguarda i figli delle mamme arcobaleno. Le iscrizioni all'anagrafe sono legittime, la registrazione è valida a Padova, sono stati respinti 37 ricorsi promossi dalla Procura contro appunto le iscrizioni all'anagrafe dei bambini figli di due mamme. La notizia su tutti i quotidiani locali e nazionali, naturalmente abbiamo letto le prime colonne dell'articolo di Enrico Ferro per i quotidiani del gruppo NEM. Figli nati all'estero da coppie arcobaleno, respinti 37 ricorsi. Il Tribunale di Padova ha giudicato inammissibile la richiesta della Procura. Le giudici, tutte donne, dichiarano un figlio ha diritto alla stabilità della relazione. Il sindaco Giordani, come abbiamo sentito, dice di aver sempre agito secondo i principi della Costituzione. L'avvocato Michele Giarratano, che ha seguito buona parte dei casi, esulta, dice non si può cancellare un genitore con una rettifica. Insomma, questa sentenza del Tribunale di Padova sicuramente è importante e segna un punto di svolta di una vicenda che era iniziata con una circolare del Ministero dell'Interno del governo Meloni, che aveva chiesto ai prefetti una stretta sulle iscrizioni all'anagrafe dei figli delle mamme arcobaleno. E invece il Tribunale ha stabilito che gli atti di nascita dei bimbi registrati all'anagrafe con due madri non si possono cancellare. Lo ha fatto dichiarando inammissibili gli oltre 30 ricorsi fatti dalla Procura. Vediamo rapidamente
la rassegna stampa relativa a questo tema. Ci spostiamo quindi sui quotidiani nazionali, partiamo dalla Repubblica. La vittoria dei bimbi con 2 mamme, atti di nascita validi. Padova, il tribunale boccia il ricorso della procura contro certificati. Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, rilancia, dice ora serve una legge, e ci sono le parole anche qui del sindaco di Padova Sergio Giordani, che parla di rivincita dell'amore. I diritti delle coppie arcobaleno, scrive Repubblica, sono stati tutelati quindi dal tribunale di Padova. E poi sul Corriere della Sera l'intervista al sindaco di Padova Sergio Giordani: ha prevalso l'interesse per i bambini, ora avanti, dice il primo cittadino di Padova. E anche l'intervista, sempre sulle pagine del Corriere della Sera e sempre a firma di Michela Nicolussi Moro, l'intervista, dicevo, a 2 mamme, Sara, Elisa e i 4 figli, le nostre vite in piazza, ma ne valsa la pena. In aula per prime, dicono oggi festeggiamo per tutte. Torniamo sui quotidiani locali. Il Gazzettino sceglie di intervistare ancora una volta il sindaco di Padova Sergio Giordani. Io continuo a trascrivere, ora ci pensi il Parlamento, dichiara il primo cittadino di Padova. Ho la coscienza a posto per aver agito per tutelare i bambini, non ho fatto nulla di rivoluzionario. In Italia c'è un grande vuoto legislativo. E il Gazzettino pubblica la mappa dei diritti con i paesi dell'Unione Europea che hanno una legislazione a tutela dell'omogenitorialità e quindi dei bambini figli di coppie omogenitoriali, e poi dei paesi dell'Unione Europea schierati contro l'omogenitorialità. Tra questi c'è l'Italia assieme ad Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Cipro. Dall'altra parte invece, quindi nel club dei paesi che tutelano i figli di coppie omogenitoriali con una legislazione appunto che li contempli, ci sono Francia, Spagna, Portogallo, Irlanda, Germania, i paesi scandinavi e ancora la Grecia, la Croazia e altri ancora. La notizia anche sul giornale di Vicenza, che titola: gli atti di nascita dei bimbi con 2 madri non si cancellano. Il tribunale di Padova si esprime anche su 2 casi vicentini. Vittoria delle mamme arcobaleno, la battaglia per i nostri bimbi continua. Arriva il sì alla registrazione dei figli all'anagrafe del comune, un segnale molto importante dopo mesi molto difficili. Questo per quanto riguarda la notizia del giorno, quindi la vittoria delle mamme arcobaleno contro il ricorso della procura di Padova che metteva in discussione la trascrizione degli atti di nascita dei loro figli, in cui viene indicata anche la madre non biologica. Questo era il punto che veniva contestato dalla procura di Padova. Ma voltiamo pagina, proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia legata all'economia. Secondo i dati di Unioncamere, l'industria veneta frena nel 2023, la produzione scende al meno 2%. Mario Pozza, presidente di Unioncamere del Veneto, dichiara: speriamo di aver raggiunto il punto minimo, ma l'inversione di tendenza sarà graduale. Incertezze quindi anche per il 2024. E poi ancora in tema di economia e soprattutto di lavoro, sulle pagine del Gazzettino una notizia, o meglio i dati di un sondaggio, il sondaggio realizzato dall'Osservatorio sul Nord-Est, curato da Demos per il Gazzettino. Il tema di oggi è quello della parità economica, importante secondo gli intervistati, ma soltanto in teoria, perché i fatti sono pochi. E quindi vediamo, secondo il 92% di chi vive a nord-est, la parità economica semplicemente non c'è. Il gender gap condiziona la crescita, ma secondo 9 nordestini su 10 ci sono discriminazioni in tutti gli ambiti, dall'occupazione allo stipendio alla carriera. Questo scrive il Gazzettino. Secondo l'opinione pubblica del nord-est, quindi, la parità di genere è centrale per la crescita, ma il 92% degli intervistati ritiene che questa parità sia molto lontana. Sul tema interviene il Partito Democratico, troviamo la notizia sui quotidiani del gruppo NEM. Parità di genere a ostacoli, Partito Democratico, la legge veneta non è del tutto applicata. Per le donne guadagno medio di 17 euro all'ora, 22,6 euro gli uomini. Vanessa
capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale, dichiara: vogliamo costruire una regione più giusta e inclusiva, e appunto si parte dal rispetto, dall'applicazione delle leggi, come la legge regionale numero 3 del 2022 per la promozione della parità retributiva tra donne e uomini e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità, una legge approvata appunto 2 anni fa, che secondo il Partito Democratico stenta ancora ad essere attuata. Molte delle iniziative previste dalla legge non sono ancora state messe in campo, e anche alcune delle strutture degli sportelli, dei registri, come ad esempio il registro regionale delle imprese virtuose, lo sportello donna, non sono ancora attivi. C'è molto da fare, aggiunge la capogruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Veneto, per quanto riguarda le politiche attive del lavoro femminile previste dalla legge. Ma noi voltiamo pagina, concludiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima dal Corriere della Sera: sì del Trentino all'uccisione di 8 orsi all'anno. Protestano gli animalisti. La LAV chiede che Bruxelles apra una procedura di infrazione contro la provincia di Trento. WWF Italia definisce la scelta della giunta Fugatti, esponente della Lega, una decisione demagogica e una facile scorciatoia. Altra notizia flash dalle pagine della Nuova Venezia: tassa d'imbarco a Tessera, è scontro tra il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il presidente del gruppo Save Enrico Marchi, che gestisce appunto l'aeroporto Marco Polo. Il primo, Brugnaro, dice è necessaria la tassa d'imbarco. Marchi ribatte che invece penalizza tutti. Il sindaco di Venezia difende il balzello introdotto al Marco Polo, ma il presidente di Save attacca il comune in debito e la città per realizzare lo stadio. La notizia anche sul Corriere del Veneto: tassa d'imbarco e scontro aperto tra Save e comune Brugnaro. Il sindaco dice serve per gestire la città, ma l'attacco di Save è ad alzo zero. Indebitati i veneziani per costruire lo stadio. Arriva prontamente la replica di Cafarsetti, quindi dell'amministrazione comunale, che invita ad abbassare i toni, dice basta insinuazioni. E poi chiudiamo con la politica regionale. Una notizia che riguarda le continue tensioni all'interno della Lega, il partito di Matteo Salvini e Luca Zaia. La troviamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM. Espulsione da Re, leghisti spaccati, la base del partito in fibrillazione. La decisione verrà presa con voto palese del direttivo, difficile immaginare ribaltoni, ma ci sarà chi si opporrà. Il caso riguarda l'europarlamentare Tony Darè, colpevole di aver dato del cretino a Matteo Salvini. Alcune dichiarazioni di alcuni esponenti della Lega: c'è chi dice quando si offende la sanzione è inevitabile, altri hanno una posizione ovviamente più morbida, ha fatto un errore ma è una risorsa e non va cacciato, dice ad esempio Marzio Favero, consigliere regionale della Lega appunto. Insomma, continue tensioni, continue divisioni all'interno della Lega e ancora espulsioni. Forse vedremo quale sarà la decisione riguardo a Tony Darè, ma non sarebbe certo il primo in questi mesi a venire espulso dal Carroccio. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata.